cosa hanno detto? Che tu hai sbagliato a staccare la spina. Ma dovevi togliere l'impianto elettrico e arrivare fino al palo della luce. Sono estremamente convinto che noi veneti comunque ci guadagniamo, perché era tutto paralizzato. Adesso, per carità, quelli nuovi non è che faranno grandi effetti speciali, però almeno abbiamo fatto chiarezza, perché rischiavamo di portare la croce per colpa di qualcun altro. Bene, hai fatto a chiudere l'esperienza di governo con i 5 Stelle. Si rivolge direttamente a Salvini, il governatore del Veneto Zaia, dal palco dell'incontro della Lega L'Italia Vera batte l'Italia delle poltrone. A Milano 500 amministratori locali del Carroccio e 10 presidenti di regione convocati dal capitano per fare il punto alla vigilia di Pontida. Un raduno che mai come quest'anno chiama all'appello il popolo del partito passato nel caldo agosto dal governo all'opposizione. Hai fatto bene, il coro unanime dei sindaci dal palco. Chi si lamenta e dice ma era il momento, non era il momento. Ragazzi, ce lo ricordiamo tutti che fino a qualche settimana fa tutti i cittadini ci chiedevano ma quando staccate la spina? Non ne potevamo più nemmeno noi. Salvini ribadisce ai suoi l'intento di mandare a casa quanto prima il Conte bis. Se pensavano di averci demotivati, arrabbiati, frustrati o depressi, hanno trovato il movimento sbagliato, i sindaci sbagliati, i governatori sbagliati. E poi, rivolgendosi direttamente ai primi cittadini, il segretario della Lega solleva nuovamente la questione migranti. Non occorre uno scienziato per intuire che nelle prossime settimane da ciascuno di voi arriverà la telefonata della prefettura dicendo torniamo all'antico, tu quanti te ne prendi nel tuo comune, da voi mi aspetto un rispettoso no. A scaldare ulteriormente la platea dei numerosi amministratori veneti ci pensa il governatore Zaia, affrontando l'argomento che più gli sta a cuore, l'autonomia, rivolgendosi al neo ministro per il sud provenzano. Lui mi deve spiegare, perché mi rompe le palle tutto il giorno con l'autonomia, e deve spiegare al mondo intero e per prima ai miei veneti perché alla Sicilia sì e al Veneto no. Io voglio sapere solo questo. L'autonomia al sud dà voce alla foresta che cresce, che oggi non ha voce, e finalmente sbatte al muro tutti quegli spreconi e quelli che si arricchiscono con i soldi dei cittadini. Questa è la verità.